Fiamme nella notte a Bolzano Bellunese per l'incendio di un'abitazione, con una successiva esplosione avvenuta dopo un'ora circa dall'inizio del sinistro. Nell'esplosione, investito dall'onda d'urto, è rimasto leggermente ferito un vigile del fuoco, portato a scopo cautelativo per accertamenti in pronto soccorso. A mezzanotte e mezza, l'una, ho visto delle fiamme, non so da cosa sia partito e niente, forse 2 o 3 botti un po' forti. Paura? Un po' perché la casa è un po' tremato, diciamo. A causa delle fiamme divampate nella soffitta è stato evacuato l'intero stabile in cui abitavano 3 famiglie, tra cui quella con 3 figli nel cui appartamento si è sviluppato l'incendio. Stiamo indagando sulle cause dell'incendio, è stato un grosso incendio, purtroppo l'abitazione ha parecchi danni, particolarmente la parte della soffitta e del tetto dove probabilmente ha avuto origine l'incendio. Per spegnere le fiamme sono state impiegate 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 15 operatori. L'abitazione ha subito gravi danni anche strutturali. Fiamme domate, c'è voluto tempo perché l'incendio era già generalizzato, probabilmente sì, la chiamata è stata quando si sono accorti che l'incendio era già divampato e quindi ci sono volute ore.